Fiumenaro, nel punto della spiaggia delle Dune, a San Leone Agrigento, è inquinato. Marinella a Porto Empedocle, di fronte al torrente Re, è entro i limiti. Lo stazione a Sciacca, alla foce del torrente Cansalamone, invece è fortemente inquinato. Il monitoraggio di Goletta Verde, seguito dalla squadra dei tecnici di Legambiente tra il 3 e il 6 luglio 2018, ha preso in considerazione il campionamento dei punti critici. In particolare sono stati presi in esame le foci dei fiumi, i torrenti, gli scarichi e i piccoli canali che spesso troviamo sulle spiagge. Queste situazioni sono i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta all'insufficiente depurazione dei reflui urbani che attraversano i corsi d'acqua e arrivano in mare. I parametri indagati sono microbiologici e abbiamo, rendono noto da Legambiente, considerato come inquinati risultati che superano i valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia e fortemente inquinati quelli che superano di più del doppio tali valori. In provincia di Agrigento 3 i punti monitorati e il risultato è appunto che uno è risultato fortemente inquinato, l'altro inquinato e il terzo entro i limiti. Tra i fattori inquinanti troppo spesso sottovalutati c'è, hanno reso noto, il corretto smaltimento degli oli esausti, ma più in generale è una fotografia drammatica quella scattata da Goletta Verde lungo le coste siciliane che continuano a subire la minaccia della mancata depurazione. Su 26 punti monitorati, ben 22 presentano cariche batteriche elevate.